Destinazione futuro per la sanità di Vicenza. L'Ulsotto assume a tempo indeterminato 138 infermieri, ma ne sono entrati una sessantina, meno della metà. Più della metà non ha accolto l'invito, sostanzialmente, non certo per mancanza di attrattività dell'Ulsotto, che è anche una punta in avanti rispetto alla proposta di sviluppo professionale, ma proprio perché i giovani non hanno più intenzione, come dire, di chiudersi dentro a un grande ospedale, cercano una qualità organizzativa diversa che gli ospedali in questo momento non riescono a dare. Negli ospedali del Veneto nei prossimi 5 anni è prevista una carenza di 3.000 infermieri. A Vicenza il sistema ospedaliero dell'Ulsotto, nonostante le assunzioni appena effettuate, ha ancora bisogno di professionisti, di personale per rafforzare i reparti dove c'è ancora sofferenza. Prosegue una carenza oramai cronica che, come già detto in vari ambiti, si riverberà a livello regionale e bisogna sostanzialmente andare a incentivare questa professione, non solo attraverso quelli che potrebbero essere i canali di reclutamento, ma anche incentivare l'entrata nelle strutture sanitarie. La si può incentivare solo cambiando il paradigma che un infermiere non ha una carriera, perché oggi i giovani cercano anche una carriera.